Mantova perde in casa 3-2 con il Borgo Abuggiano, pessima prova dei biancorossi nel primo tempo, trafitti 2 volte da Gucci che nel secondo tempo chiude l'incontro rendendo vane le reti di Cinque e Colonnetti. Fuori dallo stadio i tifosi contestano il presidente Bruno Bompieri e il mister Claudio Valigi. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo questa edizione parlando della sconfitta del Mantova in casa con il Borgo Abuggiano. Al termine dell'incontro è esplosa la rabbia dei tifosi biancorossi che fuori dal cancello hanno contestato la dirigenza, la squadra e l'allenatore. Fuori posto Spinale, sbagliato il portiere, fuori posto Colonnetti, fuori posto Di Lello, i giovani che sbagliano tutti. Ma cos'è? Qui si va in Serie D, ma si sparisce! Se al fischio finale dell'arbitro copiosi sono stati i fischi della curva Te, anche fuori dal Martelli la rabbia dei tifosi si è fatta sentire. Una contestazione civile seppure fermissima e in cui era papabile la delusione del popolo biancorosso. Circa 200 sostenitori si sono radunati fuori dai cancelli e quando patron Bruno Bompieri è uscito a parlamentare i tifosi non hanno usato giri di parole. La prestazione di oggi, come quella di 15 giorni fa a Chiavari, è stata priva di grinta e di mordente. Non c'è morale, non c'è spirito. Dov'è la grinta? Larve siamo, larve. Non abbiamo spirito. La contestazione dei tifosi non ha ovviamente risparmiato i giocatori, in particolare il portiere Festa, autore della papera, costato il secondo gol subito dal Mantova. E questa volta più di altre anche mister Claudio Valigi è finito sul banco degli imputati, con qualcuno che ha invocato l'arrivo di Sauro Frutti, l'anno scorso vice di Archimede Graziani. Tra 7 giorni arriva un altro spareggio col Savona e il Mantova di oggi, troppo brutto per essere vero, deve necessariamente cambiare faccia. Come vi avevamo già accennato all'inizio del TG, il Mantova è stato sconfitto oggi per 3-2 dal Borgo Abuggiano. Vediamo la sintesi dell'incontro di Nicola Antognetti. Al Martelli contro il Borgo Abuggiano va in scena un vero e proprio spareggio salvezza. Contro la formazione toscana mister Claudio Valigi deve rinunciare a Stefano Franchi che non ha ancora risolto il suo problema alla caviglia, optando per Colonnetti dietro le punte Pietri Biasi e Cinque. Nei primi minuti sono però i biancorossi a tentare di fare la partita. Al quinto la palla arriva a Spinale che scende sulla destra, mette in mezzo per Cinque, tiro a botta sicura ma a 7 passi sbarra la strada al centravanti Scuola Lazio. Poi è solo Borgo Abuggiano, calcio di punizione di Maretti, girata di Grassi e il pallone incoccia la traversa. Il Borgo Abuggiano va vicinissimo al vantaggio. Pochi minuti dopo altra occasione per i toscani, calcio di punizione sempre di Maretti, Festa va a farfalle e la palla per fortuna del Mantova finisce sul palo, l'azione prosegue, il pallone finisce in mezzo per Grassi, girata e questa volta Festa controlla senza problemi. Il Mantova prova a ripresentarsi in avanti, ma al 22esimo in contropiede il lancio di Maretti trova disattenta la difesa del Mantova. Gucci solo davanti a Festa lo trafigge. 1-0 per il Borgo Abuggiano, meritato per quello che si era visto fino a questo momento in campo. Il Mantova tenta di reagire, calcio d'angolo, colpo di testa di Cinque e Grandi riesce a smanacciare il pallone in calcio d'angolo. Il Mantova tenta ancora di rendersi pericoloso, su una respinta della difesa la palla arriva a Burato che però calcia malamente a lato della porta difesa da Grandi. Sul finire del secondo tempo si completa la frittata, cross innocuo in area biancorossa, Festa non trattiene il pallone, Zaninelli rinvia ma proprio addosso a Gucci che trova in maniera un po' fortunosa il gol del 2-0. 2 reti regalate al Borgo Abuggiano, ma primo tempo decisamente sottotono da parte dei biancorossi e anche i tifosi non mancano di sottolineare con abbondanti fischi il rientro del Mantova negli spogliatoi. Mister Valigi toglie Burato e inserisce Del Sante e nei primi minuti si vede un Mantova leggermente diverso rispetto a quello visto nel secondo tempo. Al terzo palla buona per Cinque, ma il suo diagonale è controllato senza problemi da Grandi. Il Mantova però insiste, al 15esimo rimessa in gioco di Sereni, palla spizzata di testa da Del Sante, Cinque controlla e in girata infila Grandi per il gol del 2-1. Il Mantova cerca di sfruttare l'occasione propizia per raggiungere il pareggio e 2 minuti dopo la palla buona arriva a Pietri Biasi. L'attaccante si presenta solo davanti ai Grandi ma anziché servire Cinque calcia addosso al portiere toscano e dal gol sbagliato si arriva al gol subito. Cross, colpo di testa di Gucci che anticipa Sensi ed è il gol del 3-1, un'autentica mazzata per i biancorossi. Il Mantova prova a riproporsi in avanti con coraggio e tenacia e un altro pallone buono arriva a Cinque la cui girata viene parata a terra dall'estremo difensore toscano.
Valigi non sa più che pesci pigliare, toglie Pietribiasi, inserisce Graziani e proprio Ciccio riesce a controllare in qualche modo il pallone, favorendo l'inserimento di Sereni che viene atterrato da Di Stefano, rigore sacrosanto fischiato dall'arbitro Piero Di Nola e trasformato senza problemi da Super Mario Colonetti. Gol del 3-2. Il Borgo Buggiano nel finale rimane in 10, c'è un'azione di 5, poi si inserisce Graziani che viene falciato da Castaldo e per il numero 14 del Borgo Buggiano, entrato al posto di Gialdini, si aprono così le porte degli spogliatoi, ma malgrado il Borgo Buggiano rimanga in 10, il Mantova non riesce più a rendersi pericoloso. Finisce 3-2, una sconfitta pesantissima per il futuro del campionato del Mantova.